Centralità della persona, territorio e innovazione sono i punti cardine del patto con i sindaci della sanità siglato stamattina a Venezia dal presidente del Veneto Alberto Stefani e dai nuovi direttori generali delle aziende sanitarie regionali. Cura che parte dalla vicinanza con i cittadini. Nuovi DG, ha detto Stefani, devono stare in mezzo alla gente. Punto accolto in pieno dalla nuova direttrice generale dell'USL 6, Patrizia Benini, che torna a Lugania dove era stata direttrice sanitaria. Il fatto di uscire, di andare per esempio nelle conferenze dei sindaci o anche a livello di conferenza del singola città, del singolo paese, essere presenti, spiegare sia alla politica sia ai cittadini perché alcune cose sono da scegliere, alcune cose possono non essere fatte e quali sono le difficoltà, ecco, credo che il Presidente significhi questo, cioè non chiudersi all'interno di una direzione e lasciare che il sindaco se la sbrighi con i cittadini, cioè l'azienda deve essere presente in sinergia, io credo molto alla sinergia con le amministrazioni comunali. Dall'USL 6 all'azienda ospedaliera, il percorso invece di Paolo Fortuna. Ricordo che l'azienda ospedaliera con l'università ha anzitutto un compito che è quello appunto della formazione delle nuove reclute, medici, infermieri, operatori sanitari che poi lavoreranno appunto nel territorio e quindi devono avere anche una competenza sicuramente clinica, sicuramente tecnica, anche di ricerca, ma anche proiettata perché non tutti poi lavoreranno lì appunto nel territorio. Patrizia Simeonato torna allo IOV in veste di direttrice generale delle sedi di Padova e Castelfranco Veneto. Si collabora col territorio, con diverse aziende sanitarie. Non è che IOV sia un'entità distaccata, astratta, per capirci, rispetto appunto a quelle che sono appunto le aziende sanitarie. Collaboriamo, abbiamo avuto direttamente appunto delle convenzioni, delle collaborazioni con le aziende sanitarie.